penso che sia stato un errore da parte dell'amministrazione comunale non concedere il patrocinio, anzi, io dico, la dico così, secondo me, visto che mi pare che il patrocinio venga chiesto dalla federazione, dalla FIGC, in ogni città dove va a giocare la partita nazionale, penso che sarebbe anche poi passato abbastanza inosservato. È stato fatto, il sindaco ha detto, l'amministrazione ha detto che non ha dato patrocinio perché sarebbe stata una scelta divisiva. Secondo me non darlo è stata una scelta divisiva. Alcuni, anche quelli diciamo più centristi, si sono detti non d'accordo su questa scelta. Diciamo in casi come questi viene fuori che coalizioni così ampie, con troppe diversità dentro, rischiano veramente di mettere in difficoltà e di montare casi come questi. Se fossi stato sindaco di Udine avrei concesso il patrocinio, punto. E l'avrei concesso per due ragioni. Uno, Israele non è Netanyahu e non è la destra israeliana, Hamas non è la Palestina. Due, Israele non è in questo momento interessato da provvedimenti delle autorità sportive come ad esempio la Russia. L'ex collega Morandini ha detto una cosa importante: se avesse concesso il patrocinio probabilmente nessuno se ne sarebbe accorto. No. Ecco, su questo però sono d'accordo con il sindaco De Toni. Cioè noi non possiamo far finta che non ci sia una guerra in Israele, non possiamo far finta che non ci siano delle condanne internazionali per come Israele oggi sta conducendo la guerra. Io il patrocinio l'avrei dato, ma avrei anche segnalato questa cosa e chiesto, come sta facendo il sindaco, che di fronte al patrocinio ci sia un impegno. Non possiamo chiedere ovviamente un cessate il fuoco in base alla partita Italia-Israele allo stadio di Udine, questo ovviamente no. Però possiamo chiedere sì che ci sia un'attenzione e che la partita serva a unire e non a dividere. Unire significa che magari una parte dell'incasso può andare alle vittime dei bombardamenti, da una parte e dall'altra.